Mister, allora, come stanno procedendo questi giorni di ritiro? In particolare, quali indicazioni sta traendo? Ma procedono bene anche perché c'è tanto entusiasmo, c'è tanta disponibilità da parte dei ragazzi ed è un periodo in cui bisogna cercare di creare gruppo, di far gruppo, ma l'hanno capito, mi sembra che ci sia già una buona amalgama e quindi per ora sono contento. Poi è chiaro che da qui a inizio campionato c'è ancora tanta strada, tante cose da fare. E adesso ci stiamo concentrando su un po' di aspetti tecnico-tattici e stiamo lavorando dal punto di vista fisico, quindi i carichi sono abbastanza pesanti. In particolare dal punto di vista tecnico-tattico, dove state insistendo? Ma per ora stiamo lavorando un po' sulla fase difensiva, quindi stiamo curando più quella e poi avremo tempo per fare altre cose, per i piazzati, per la fase offensiva. In questo periodo qua preferisco sempre partire dai concetti, dai principi della fase difensiva, anche perché appunto magari è un qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno già fatto e quindi preferisco sfruttare i doppi allenamenti per questo aspetto, per curare di più questo aspetto. Cosa pensa di questa località, Arta Terme, di questo luogo di ritiro? È una località in cui ci troviamo molto bene, l'albergo è molto ospitale, si mangia bene, non manca nulla, quindi è una località, è la prima volta che venivo e ci troviamo bene anche dal punto di vista meteorologico. Siamo stati fortunati perché non fa troppo caldo, anzi fa quasi un po' di freschino, ma per correre va bene. Bene, anche le strutture sportive, che dice? Sì, tutto bene, siamo riusciti a organizzarci, abbiamo portato un po' di materiale da Treviso, quindi diciamo che dal punto di vista organizzativo anche lì siamo messi abbastanza bene e comunque c'è anche tanta disponibilità da parte della località, dei custodi del campo, quindi si lavora bene. Mister, la società le ha affidato una Ferrari in mano. Ma intanto dobbiamo ultimare la squadra, poi sai, di Ferrari ce n'è tante, dopo bisogna metterci dentro le cose giuste. Per me le cose giuste sono sempre la fame, è la prima cosa, perché secondo me se non hai fame fai fatica anche se spendi un sacco di soldi, quindi la prima cosa è quella, quindi ci vorrà tanto equilibrio, ci vorrà tanta disponibilità da parte dei ragazzi, ci vorrà tanto spirito di gruppo. Sono le solite cose che si dicono, ma per me sono la base del mio calcio. Perché ci sono tanti giocatori nuovi e quindi è da formare un gruppo vero e proprio. Esatto. Cioè, i nuovi sono tanti, fortunatamente siamo partiti una settimana prima apposta, proprio perché è una squadra formata da tanti giocatori nuovi. Sono dei ragazzi molto disponibili, molto motivati, che capiscono di essere fortunati ad essere qui a Treviso, come mi reputo anch'io fortunato di essere qui perché c'è un bel progetto. Poi da lì a vincere ci passa il campo. È un bel mix tra gente esperta che di promozione. Sì, dopo i giovani c'è una regola che ti impone di far giocare 3 giovani, devi averne in squadra almeno 8-9, noi ne abbiamo 10, quindi è metà squadra alla fine, quindi non è un aspetto da sottovalutare. Abbiamo cercato di trovare dei giovani bravi, dei giovani con la testa sulle spalle e quindi c'è tutto per far bene, poi bisognerà far gruppo, bisognerà lavorare dal punto di vista tecnico-tattico, ci sono tante componenti che poi vanno messe insieme per cercare poi di provare a vincere il campionato, ma non sarà sicuramente facile. Già individuato il capitano o presto? Non ancora, adesso stiamo valutando, tanto abbiamo tempo per farlo. Che caratteristiche vuole lei come capitano? Ma intanto un ragazzo disponibile, un ragazzo che il capitano è un esempio, il capitano deve essere un esempio dentro e fuori dal campo, quindi quelle sono le cose principali. Io ho fatto da giocatore tanti anni il capitano proprio perché mi hanno riconosciuto queste caratteristiche, quindi il capitano deve essere uno che mette un po' da parte il suo ego personale a favore del gruppo e dopo se meglio se ha anche personalità in campo è una cosa in più. Posso fare una domanda di carattere personale sulla carriera, cioè, quindi se quello che si sente dire in giro è Gorini
ha scelto la Serie D e ci sorprende, si sorprende perché viene da un'esperienza importante, seppure con un esonero, ma insomma è successo quello che è successo, seppure vicino geograficamente a Treviso, però è comunque un allenatore di B che scende in D. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta così forte? Intanto Treviso è una piazza che è importante, quindi non è che vado in D e vado, che ne so, con tutto il rispetto, adesso non vorrei offendere nessuno, però magari in una squadra che di meno blasone, ecco. E soprattutto mi ha colpito molto l'entusiasmo e il progetto del presidente, del direttore, ne abbiamo parlato insieme e questo mi ha spinto poi a fare questa scelta alla fine. Prima mister dicevi che mancano alcuni innesti alla Ferrari, cosa manca dunque ancora a questa squadra? Adesso ancora davanti stiamo cercando ancora qualcosa, poi per il resto penso che siamo abbastanza a posto. Quindi una prima punta? La prima punta è caratteristiche o prima o seconda punta magari un po' più diciamo fisica, quindi le caratteristiche sono queste, però ci stiamo un attimo ragionando e il tempo c'è. Il modulo di partenza sarà quello, poi le varianti, dipende dalle caratteristiche dei giocatori, devo essere bravo a capire. Il modulo è relativo, contano più i principi, conta più tante altre cose. Quindi l'identità tattica è in fase di costruzione in questa fase? Sì, sicuramente. Parlando delle avversarie, sono quelle tre che si dicono sulla carta, sarà una lotta a 4? Sì, oddio, dopo dipende anche dai gironi, non lo so, c'è sempre la sorpresa dei gironi che magari ti mettono dentro qualche altra squadra. Io credo che abbia lavorato molto bene Ciallins e il Mestre, perché ha mantenuto un'ossatura già importante dell'anno scorso, hanno inserito 4-5 giocatori di qualità. E quindi io credo che loro siano tra le favorite, cioè siano sicuramente degli avversari tosti. Dopo bisognerà vedere appunto i gironi, chi ti capiterà, chi o meno, insomma. Questa è una squadra formata da tanti capitani, Munaretto, Scotto, me ne dimentico sicuramente qualcuno, e tanti giovani alla primissima esperienza in una prima squadra. Qual è il tuo metodo? Com'è che prendi ogni singolo giocatore, incastri i pezzi? Intanto vedendoli sul campo, perché anch'io i giocatori devo conoscerli, io li ho visti tanto a video, però vederli a video, vederli in campo, conoscerli è tutta un'altra cosa, quindi questo periodo è fondamentale proprio per la conoscenza dei ragazzi, ma per le caratteristiche anche in campo, quindi poi è anche bello riuscire magari a creare, incastrare, vedere, magari hai preso un giocatore per giocare in un determinato ruolo, poi scopri che magari forse è meglio provarlo in un altro. È il lavoro dell'allenatore, è anche il bello di questo lavoro. Poi I tuoi collaboratori come vi siete anche divisi i compiti? Tipo il match analyst, chi lo fa tra di voi quattro? Ma adesso ci stiamo organizzando anche da quel punto di vista. Il preparatore dei portieri con il drone. Sì, ma lui è uno già abituato a farlo, quindi per ora lui è il più tecnologico e per ora la sta gestendo lui, però poi sono cose che insomma che basta parlarsi. Ho la fortuna di avere conosciuto dei ragazzi di spessore umano, soprattutto la cosa che mi interessa di più. Io non li conoscevo, a parte Matteo che comunque lo conosco da una vita perché giocava con me, però sia Nicola che il prof sono due persone con la P maiuscola, e quella per me è fondamentale. Poi lavorare, quando trovi persone di spessore, poi lavorare in sintonia diventa molto più facile. E il lavoro col drone quanto è importante? Soprattutto in questa fase di ritiro in cui lavori dal punto di vista tattico, fai rivedere i ragazzi, sicuramente sono strumenti tecnologici che aiutano molto, soprattutto in questa fase. Fate sessioni video anche in ritiro con i ragazzi per mostrare? Adesso la stiamo organizzando, poi sai, in albergo magari riuscire a trovare una sala. Sì, tutto aiuta, adesso lo stiamo facendo singolarmente, se poi si riescono a fare. Tipo orari, così come vi siete? La sveglia di solito alle 7:30, poi la colazione entro le 8:30, l'allenamento alle 9:15, poi mangiamo all'1 e poi ci alleniamo di nuovo alle 4:15, insomma.